Serie B. Appassionati. Il Padova ospita il Varese nel posticipo della 35esima giornata di Serie B. Biancorossi chiamati alla svolta dopo un periodo nerissimo, 5 sconfitte consecutive con 0 reti messe a segno, sotto una pioggia fitta. Il saluto di Gian Giacomo Secchi dallo stadio Euganeo di Padova, dove i padroni di casa, fuori dal discorso playoff, non devono comunque rischiare di finire nelle zone basse. Lombardi invece che occupano l'ultima posizione disponibile per gli spareggi, con il Brescia che tallona. Una sconfitta potrebbe complicare la marcia. Il fischio del signor Borriello, comincia Padova-Varese. Felipe Gomez, il tiro, Silvestri, l'intervento con i pugni, lo sguardo di Pea, al centro-destra Zeduardo, la conclusione, Bastianoni, al 10° minuto salva, scatta Farias, in verticale raccoglie, Farias ancora, Bastianoni. Siamo alla mezz'ora, il Varese avanti con Ferreira Pinto, scarica per Ebagua, palla alta. Buona occasione per gli ospiti. Manazzoli cerca qui la combinazione con Rispoli. Una buona falcata la sua, fa tutto solo, si porta il pallone sul sinistro, scarica, palla che si accomoda fuori. Ancora il Padova dentro il pallone per Bonazzoli che prova al volo il tiro. Il Varese che prova a manovrare con Felipe Gomez. Dentro il pallone, cade a terra ed è calcio di rigore al 41esimo. Rivediamo il fallo di Cionek, cade a terra, viene anche ammonito. A 5 minuti dall'intervallo parte il tiro ed è il gol di Giulio Ebagua contro Silvestri, il vantaggio del Varese. Tiro, traversa e rete. Nella ripresa, tifoseria accorsa a Padova. Qui Bonazzoli, Farias a destro, deviazione di Rea. Qui ci prova il Varese, il destro sporcato, Oduamadi per Corti. Il contropiede del Padova con Farias per Cutolo fa tutto solo, si porta il pallone sul sinistro, prova a scaricare! E qui ci mette Bastianoni i pugni e smanaccia. Dall'altra parte ancora il Varese. Cutolo viene servito. Buona distanza, prova il tiro, il suo sinistro. Ancora il Padova. Scatta sulla linea del fuorigioco Farias. Dalla destra entra in area, il destro dentro! E cosa fa qui Bastianoni che salva? Il calcio d'angolo per il Padova, il colpo di testa di Bonazzoli ed è il pareggio. Il pezzo forte di Bonazzoli, ex Reggina. Dopo 7 partite, il primo gol in campionato, si ristabilisce quindi il risultato 1-1. Ancora il Padova, Raimondi dentro per Cutolo con il sinistro, palla che si alza. Ancora per Cutolo, si cerca il giocatore, prova il sinistro, palla alta. Ultimo minuto, ci prova Zecchin, punizione alta sopra la traversa. Finisce 1-1 tra Padova e Varese, risultato giusto che fotografa l'andamento del match. Sabato ci sarà il derby col Cittadella per il Padova, per il Varese invece il Livorno.